Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto, gentili amici e amiche, ben ritrovati a questo appuntamento del nostro live con l'audio video giornale, con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le notizie. Allora, partiamo subito, ne abbiamo già dato in apertura questa mattina, andiamo a fare il punto della situazione per dire che dalle 2 circa di oggi più squadre del comando dei Vigili del Fuoco di Udine stanno operando nella frazione di Susans a Maiano per l'incendio di un capannone agricolo. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto a mettere in salvo alcuni capi di bestiame, una quarantina, quelli all'interno del capannone, e hanno iniziato a spegnere le fiamme che interessavano fieno e attrezzature varie. Importante il disimpegno di uomini e mezzi inviati dalla sede centrale di Udine per fronteggiare l'incendio, oltre agli altri, come detto, distaccamenti presenti nella zona. Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza della struttura. Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge. Per fortuna, come detto, gli animali all'interno sono stati tutti tratti in salvo e nessuna persona è risultata ferita. Le operazioni chiaramente continueranno per tutta la giornata e non si esclude anche per domani. I danni, come potete vedere dalla telefoto, sono ingenti. E ora cambiamo argomento, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il maltempo in provincia di Pordenone per capire a una settimana, poco più insomma, della violenta grandinata, la situazione per quanto riguarda la coltura dell'area del Friuli occidentale. Allora abbiamo avvicinato Nicolò Pancera, che è presidente di Confagricoltura Pordenone. A poco più di una settimana dalla violenta ondata di maltempo che ha colpito l'area del Pordenonese per quanto riguarda la coltura, abbiamo avvicinato Nicolò Pancera, presidente di Confagricoltura Pordenone, per fare il punto della situazione. Le sue parole. La situazione non è per niente piacevole, ci sono stati diversi danni anche vicino a noi. Io appunto abito a Zoppola, proprio nelle immediate vicinanze, Fiume Veneto, Taiedo e quant'altro, ci sono stati diversi danni anche molto importanti. Come dicevi tu, le conte non sono ancora finite, però la somma sarà tutt'altro che positiva, anzi veramente grave la situazione. Per quanto riguarda invece l'epicentro del maltempo? Questa volta è stato il più colpito e oltre ai danni alle culture che sono stati veramente ingenti, ha fatto danni anche alle macchine, alle case, vetri, lucernari devastati, rotti, per cui le conte si assommano appunto sia a quelle danni alle culture che proprio alle strutture, alle case, che rende il tutto più devastante. Come associazione di categoria, che iniziative state intraprendendo? Ci stiamo muovendo sicuramente sui tavoli regionali, chiedendo tutto ciò che può essere chiesto, nel senso che di contributi con l'assessore, e adesso speriamo di avere risposte in tempi brevi, confidiamo in questo, noi ci siamo subito mossi appunto a riguardo. Prospettive invece future immediate per quanto riguarda le colture di stagione? L'andamento si presenta buono, si presenta una buona annata, appunto salvo il maltempo, salvo tutto quanto, comunque le colture sono belle, i mais sono belli, si prospettano anche dei buoni raccolti sia sulle uve, sui mais, sui cereali e appunto orzi e frumenti che sono stati trebbiati hanno avuto soddisfazione, i prezzi rimangono alti e questo per l'agricoltore non può far altro che piacere, fa un po' meno piacere agli allevatori perché chiaramente i più alti sono le materie prime, loro ci rimettono, però appunto per l'agricoltore tutto ciò fa piacere. E ora cambiamo argomento, ci trasferiamo a Rivignano per fare il punto della situazione con l'entrata in vigore del Green Pass. La parola al sindaco Mario Anzil. Azioni pubbliche di piazza con il Green Pass. Abbiamo avvicinato al nostro microfono il sindaco di Rivignano Teor, Mario Anzil. Venerdì 6 agosto, il primo giorno dell'introduzione di questa regola del Green Pass, era proprio il primo giorno di questa
kermesse organizzata dalla Pro Loco di Rivignano qui in piazza, e quindi hanno battezzato l'evento. Diciamo che va dato merito comunque a chi si mette in gioco di provare a organizzare qualcosa, e quindi in questo senso una lode alla Pro Loco di Rivignano che si è con tutti i ragazzi, con tanti volontari, ha cercato di fare qualcosa, insomma ha movimentato un po' le serate dell'agosto rivignanese. Signor Sindaco, come vede questa iniziativa del Green Pass nella doppia veste di sindaco e di comune mortale? Beh, io sono assolutamente favorevole ai vaccini, è l'unico strumento che abbiamo per cercare di contrastare il virus, e quindi l'invito è a vaccinarsi anche chi è titubante. D'altra parte però non condivido la misura del Green Pass, che mi sembra non abbia nessun effetto positivo circa il contenimento del virus, e ha piuttosto un effetto di stimolo alla vaccinazione, ma in questo caso lo Stato avrebbe dovuto avere coraggio e imporre l'obbligatorietà del vaccino. Invece queste misure contraddittorie, tra l'altro appunto spesso totalmente irrazionali, che per dire, prima nei bar era vietato consumare in piedi e invece era consentito da seduti, adesso col Green Pass è consentito consumare in piedi, invece per essere seduti devi mostrare di essere vaccinato, quindi il contrario di quello che avveniva fino a poco tempo fa. Era irrazionale prima, è doppiamente irrazionale adesso, e tutte queste misure che da 2 anni si susseguono senza senso, indubbiamente alla fine non fanno altro che creare sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Noi che siamo al primo livello in trincea a gestire il rapporto con i cittadini, dopo tanto tempo di cattiva gestione della pandemia da parte dei governi nazionali che si sono succeduti in questi mesi, cominciamo insomma a essere stufi anche noi. Bene, con questo è tutto, grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Per quanto riguarda il live, torneremo nel pomeriggio di oggi con altre notizie e servizi. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.